devo dire che se non ci fossero dei problemi, come posso dire, anche dei doveri istituzionali, devo parlare, ho preso l'impegno, devo parlare. Dopo l'intervento dell'onorevole Presidente Meli, dire che nella sostanza le cose sono state dette. Io da giurista non ho molto da aggiungere né alcunché da correggere al discorso del Presidente Meli. Quello che posso fare, posso solo provare a farlo in maniera leggermente diversa, perché ovviamente la tecnica espositiva di un tecnico è diversa dalla tecnica espositiva di un politico, ma credo che nella sostanza, e me ne scuso, ma la colpa non è mia, io non sapevo che il Presidente Melis avrebbe detto le cose che ha detto, per cui mi troverò sostanzialmente a consentire. E devo dire che sono, per quanto in parte conoscessi il pensiero del Presidente Melis, nell'ascoltarlo mi sono in parte sorpreso, diciamo, della consonanza di questo pensiero con le riflessioni che io faccio sulla scorta di elementi di riflessione che vengono probabilmente da fonti e per canali diversi. Il problema per uno che vuole, diciamo, come posso dire, esporre in maniera sintetica un ragionamento è sempre, come posso dire, il punto di inizio, l'aggancio iniziale. Da questo punto di vista devo ringraziare l'amico collega Giuseppe Usai che con la sua relazione di stamane mi ha fornito, come posso dire, la base sulla quale io posso sviluppare il mio discorso. Ricordo rapidissimamente i punti che io condivido anche ugualmente del collega Usai. Ha fatto due osservazioni tra di loro connesse e che mi sembrano particolarmente pertinenti. Una è che dobbiamo in qualche modo abbracciare l'idea del federalismo senza aggettivi. È l'affermazione che condivido, e l'affermazione successiva è che quindi è nostro onere dire che cos'è questo federalismo senza aggettivi. Io credo che per quanto questa posizione sia coraggiosa, e quindi ringrazio di aver avuto il coraggio intanto di averla assunta e quindi avermi in qualche modo spianato la strada, coraggiosa perché, come è stato ricordato, se c'è un concetto che ha assunto le dimensioni, è stato detto, dell'angolo giro, cioè che si è moltiplicato in una serie di concetti, questo è il concetto di federalismo. Però la considerazione che faceva ascoltando il collega Giuseppe Usai è che la logica è un padrone o un servo, un aiutante, come posso dire, impietoso e implacabile. Se noi accettiamo di aggettivare la nozione di federalismo, se moltiplichiamo i federalismi, rinunziamo all'idea di un federalismo. E allora, in un contesto come questo che è scientifico, ma che è anche militante, siamo perduti in partenza. Dobbiamo avere il coraggio di credere e di affermare che non ci sono molti federalismi, ma c'è un federalismo, c'è il federalismo, e avere la capacità di definirne e di imporne la natura. E da questo punto di vista, quindi, passo direttamente alla seconda parte, che altrimenti mi sarebbe stato difficile, come posso dire, in qualche modo giustificare, cioè la definizione del federalismo, non di un federalismo, del federalismo. E tra l'altro, apro una piccolissima parentesi, io qua sono stato invitato a parlare in qualche modo di un federalismo, cioè del federalismo interno, che però io considero che non ci sia una totale contraddizione, cercherò questo di dimostrarlo utilizzando diciamo, come posso dire, suggestioni venutemi dal Presidente Melis in conclusione di questo mio, spero, conciso contributo. Dicevo, il collega Usai ha detto che passando dall'affermazione scientifica e militante necessaria dell'unico federalismo, che questo federalismo va articolato su tre pilastri: la pace, la struttura, che è definito, diciamo, con una componente verticale, e la valorizzazione della identità diversità. Bene, io
per ragioni di tempo e anche come giurista preferisco concentrarmi sull'aspetto strutturale e quindi tralascio ogni riferimento alla teleologia della pace e alla radice nella diversità, e vorrei invece esaminarlo sotto l'aspetto della struttura, questa struttura che appunto ha dimensioni in qualche modo nello spazio, e tra l'altro non soltanto nello spazio virtuale, nello spazio fisico, direi, perché come ricordava il presidente Melisi e come cercherò di dimostrare per la parte che mi compete, il federalismo ha una dimensione comunale che è concreta, e una delle cose che io cerco sempre di ricordare ai miei studenti è che la grande differenza tra la tradizione democratica e quella poi che si è affermata e che non è democratica, uno degli grandi elementi di differenza è il passaggio dalla concretezza all'astrazione. Cioè l'organizzazione democratica è un'organizzazione concreta, fatta di uomini, non fatta solo di uomini, fatta anche di pietre, di spazi organizzati, dove gli uomini in quei contesti si organizzano, si riuniscono, formano volontà. Comunque, dicevo, la struttura. Quindi la definizione del federalismo nella sua dimensione, nelle sue dimensioni. E nel fare questo, anche per adempiere al mandato, cercherò di confrontare la definizione del federalismo con la definizione del decentramento, perché credo che il condurre in parallelo questa duplice definizione possa essere utile, nel senso che attraverso il confronto si chiarisce meglio cos'è il federalismo e che cos'è il decentramento. Le operazioni possono essere condotte isolatamente, ma se si riconducono in parallelo, a mio avviso, la visione complessiva risulta più chiara. Che cos'è il federalismo allora? A mio avviso, secondo lo stato della mia riflessione, ma credo confortato a questo punto, in qualche modo ripetendo cose dette pochi minuti fa, è un modo specifico di costruire una volontà collettiva, politica o pubblica, unitaria, componendo una molteplicità di volontà che esistono, che preesistono, diffuse sul territorio, secondo un andamento ascendente. Per cui c'è una duplice dimensione, una dimensione orizzontale sul territorio e una dimensione verticale del processo. Quindi c'è una composizione di volontà preesistenti che vengono riunite e condotte ad unità secondo un processo ascendente e, sottolineo ancora un altro aspetto, secondo i principi e le regole propri del contratto di società. Allora, intanto una prima osservazione, perché nelle definizioni tutte le parole sono importanti, ma non ho il tempo di fare un'esegesi di questa definizione, ma almeno una vorrei rammentarla. Ho detto che il federalismo è un modo di costruire una volontà collettiva, politica unitaria. Sottolineo l'unitario perché è diffuso non soltanto nel contesto politico, nel mondo politico, ma ancor più, se possibile, nel mondo scientifico, nel mondo giuridico, come posso dire, il luogo comune, il broccardo, l'affermazione dell'antitesi federalismo o Stato federale, Stato unitario. Bene, io credo che questa espressione sia un'espressione, se non errata, comunque equivoca e che induce all'errore. È elemento essenziale del federalismo, cioè non è una caratteristica possibile, cioè non è possibile pensare il federalismo se non come una funzione volta alla costruzione della unitarietà. Allora contrapporre l'unitario al federalismo è una contraddizione in termini, e questo è credo una prima conseguenza di avere il coraggio di fare delle scelte concettuali. Allora, se il federalismo non si contrappone allo Stato unitario, a che cosa si contrappone il federalismo? È stato detto, mi scuso, mi sono già scusato, non mi ripeterò nelle scuse se ripeterò concetti già detti. Si oppone al centralismo. E che cos'è il centralismo? Il centralismo è a sua volta un modo altrettanto specifico e alternativo rispetto al federalismo di costruire volontà collettiva, una volontà collettiva politica, qui non direi unitaria, direi unica,
Come però? Non componendo volontà preesistenti e diffuse sul territorio, ma attribuendone titolarità ed esercizio ad una persona, qui scusatemi se uso qualche tecnicismo giuridico, ad una persona fittizia ed artificiale, e non secondo, quindi che è ugualmente unica e che quindi con la sua unicità e conseguente centralità garantisce l'unicità e centralità della volontà collettiva, e non secondo il sistema del principio societario, ma attraverso il meccanismo della delega e della rappresentanza. Mi esento da citazioni delle fonti perché altrimenti non riuscirei a sviluppare il discorso, però sottolineo è un modo specifico, il centralismo tecnicamente da giurista è un modo specifico di costruire volontà collettive pubbliche affidandone la titolarità e la formazione a persone artificiali e fittizie e con il meccanismo della delega e della rappresentanza. Allora, a fronte del centralismo, come si colloca il decentramento? In questa dialettica federalismo-centralismo, come si colloca il decentramento? È presto detto, il decentramento è una operazione interna al centralismo, appartiene all'universo logico, non solo all'universo semantico, appartiene all'universo logico, istituzionale, concettuale, funzionale del centralismo. È un'operazione di decomposizione del centralismo, diciamo, a cui è applicato in una serie di volontà minori che sono subordinate alla volontà centrale e che comunque ne ripetono le fattezze. Perché la regione sarda è nata 130 anni dopo uguale allo Stato centrale? Perché è nata come posso dire, clonazione di quell'unica nozione che era nozione dello Stato centrale. E aggiungerei, il decentramento, come tutte le attività come posso dire, cattive, viziose. Voi sapete che la cultura contemporanea si fonda sul vizio, no? L'economia contemporanea da Adam Smith, ma prima ancora da Mandeville, si fonda sull'elogio del vizio, non sull'elogio della follia come Erasmo da Rotterdam, ma sull'elogio del vizio. E il vizio ha bisogno della moderazione. Tant'è vero che quando sento di parlare in politica della virtù della moderazione, diciamo, la moderazione nasce come attributo necessario del vizio, perché sapete che per la virtù il comandamento è un altro: siate perfetti come perfetto il Padre mio. Ma per chi è vizioso, e il vizio principale, l'egoismo, occorre la moderazione. E allora se il decentramento è applicato con moderazione, allora diventa elemento di razionalizzazione del centralismo, perché lo trasforma da un blocco compatto, diciamo duro ma fragile, in un complesso più supple e quindi più elastico, più complesso, più capace di resistere a sollecitazioni interne ed esterne. Lo trasforma, direi, in una specie di sistema solare con un centro e una volontà centrale e una serie di volontà satellitari che sono, diciamo così, esecutive sempre di quella, ma che sono tra di loro, attenzione, che sono tra di loro isolate. Cioè nel sistema centralista, e il decentramento è una razionalizzazione del sistema centralista, queste volontà che vengono in qualche modo enucleate, a cui si dà una vita parzialmente autonoma, non sono tra loro composte, sono tra loro isolate e hanno contatti soltanto col centro, non hanno contatti tra di loro. Se poi il decentramento invece non è moderato ma viene esasperato, allora collassa il centralismo a cui è applicato, lo distrugge, perché se entro certi limiti il decentramento favorisce il centralismo, lo purifica, lo perfeziona. Liberare il governo centrale degli oneri della sanità, aumenta il suo potere decisivo, decisionale, cioè in realtà potenzia il centralismo, lo fa ancora più forte, scaricando in periferia e a valle una serie di compiti sgradevoli e di basso profilo. Però se questa operazione viene esasperata, si collassa il nucleo centrale e allora, anziché avere una serie di volontà tra loro isolate
e quindi in competizione, ma in qualche modo però coordinate dall'appartenenza ad un unico sistema solare. Se si esaspera e si collassa, queste entità diventano a loro volta, si ricostruiscono in centralismi assoluti e diventano puramente ostili e competitive. Se voi pensate al processo che è in corso in Italia, vedete come questo meccanismo è chiarissimo, cioè come i discorsi che vengono fatti sul federalismo e che sono in realtà di decentramento mettono pericolosamente in forse ogni meccanismo di aggregazione e introducono elementi di conflittualità che sono o moderati, secondo appunto i moderati, oppure sono esasperati fino alla rottura. Allora, questo è il quadro, a mio avviso. E in questo quadro il centralismo è completamente diverso il federalismo, dal centralismo e dal decentramento. Purtroppo cosa è successo? Che sia da parte del mondo politico sia da parte del mondo scientifico, anziché mantenere netta la distinzione, sia pure poi optando per l'una o per l'altra soluzione, è stata fatta un'operazione che io considero storicamente maliziosa, cioè caratterizzata dal dolo, da una volontà di confusione, di combinazione, di confusione dei due concetti. Cioè è passata l'idea che il decentramento sia una forma, come posso dire, depotenziata del federalismo. Sì, io mi sono preso la briga di andare a vedere su un importante dizionario delle idee politiche, potete vedere la voce decentramento, cosa diceva, un dizionario recente, adesso non voglio citare, non è importante. La voce decentramento, non ho trovato la voce trattato, ho trovato il rinvio alla voce regionalismo, cioè c'è l'idea che il decentramento sia il fenomeno regionale, mentre il federalismo sia semplicemente un fatto statale, quindi una questione di, come posso dire, di distinzione quantitativa secondo una logica unica, quando si tratta di logiche assolutamente tra loro diverse, alternative e contrapposte. Allora, aggiungerei un'altra considerazione. Siccome oggi si parla molto di federalismo, ma si pratica solo decentramento, non soltanto è soltanto decentramento il discorso di Bossi e tutto il discorso sulla devolution che facciamo in questa Italia sempre più deprimente e sempre più provinciale, provincia sempre più come posso dire, più afghana, anzi chiedo scusa, gli afghani sono un popolo resistente, insomma, non come noi. Allora diciamo sempre più, come posso dire, ma io parlo dell'Italia, non parlo della Sardegna, parlo dell'Italia, provincia sempre più succube dell'impero, come posso dire, dell'organizzazione americana. E quindi si parla di devolution, però fondamentalmente da Bossi a Bassanini all'ultima legge di cui è passato il referendum sono tutte forme di decentramento e vengono però presentate come forme di centralismo. Allora in questo contesto, benché di per sé, voglio sottolineare questo aspetto, il federalismo non sia incompatibile col decentramento, sono due cose diverse, ma sono combinabili. Possono essere combinate e in certi casi devono essere combinate, perché una delle del pensiero della logica federalista è, come posso dire, il carattere duplice, l'andamento duplice dell'organizzazione politico-istituzionale, cioè all'andamento ascendente della formazione unitaria della volontà generale segue necessariamente un processo discendente distinto, la distinzione è tipica del pensiero federale, distinto del processo esecutivo che invece per sua natura è frammentario, l'esecuzione frammenta in atti particolari la volontà generale. Allora, quindi il decentramento nella componente esecutiva ci può star bene, anzi probabilmente ci sta bene, purché sia messo dentro un contesto caratterizzato nella fase ascendente dal federalismo. Se però, come si fa in questo contesto, il decentramento viene spacciato per federalismo, se viene propinato in luogo del federalismo, se ha una struttura diciamo così, centralistico più o meno decentralizzata,
viene presentata con una sottile facciata di federalismo, allora in questo momento bisogna assumere il fatto che il decentramento è l'avversario. Il decentramento è l'avversario del federalismo perché viene spacciato per federalismo, anzi è l'avversario più pericoloso perché è un avversario subdolo, cioè di fronte ad avversari chiari del federalismo il compito sarebbe meno difficile che contro avversari subdoli che spacciano decentramento per federalismo. Il decentramento rischia in questa fase di essere la polpetta avvelenata dalla quale dobbiamo guardarci. Io non so quanti minuti ancora, 3, 4, 5, anche di meno, quindi solo qualche battuta. Vedete, questo fenomeno della confusione tra concetti tra loro contrapposti non è un fenomeno limitato, circoscritto al rapporto federalismo-decentramento. È stato riconosciuto come una delle caratteristiche proprie del sistema giuridico contemporaneo, in particolare non soltanto di quello pubblico, ma in particolare di quello pubblico, nel senso che è stato osservato che attraverso la manipolazione semantica il fenomeno complessivo che caratterizza l'epoca contemporanea, specifico dell'epoca contemporanea, quindi 800 e 900, è la presentazione della organizzazione oligarchica come un'organizzazione democratica, mentre fino a tutto il Settecento, fino alla fine del Settecento, c'è una contrapposizione netta tra democrazia e sistema rappresentativo. E poi naturalmente c'è chi prende posizione da una parte o dall'altra, ma la contrapposizione è accettata da tutti. Faccio due esempi, che sono stati uno in parte evocato e uno no. Jean-Jacques Rousseau, il grande teorico della democrazia, è il teorico della contrapposizione tra democrazia e sistema rappresentativo e opta per la democrazia. Immanuel Kant, grande teorico del sistema rappresentativo, la sua teoria è che non ci può essere federalismo se non c'è sistema rappresentativo, che la condizio sine qua non per costruire federalismo è il meccanismo rappresentativo. Mi dichiaro non kantiano, anti-kantiano. Allora, Kant però dice che il sistema rappresentativo è l'antidoto alla democrazia, perché è nell'Ottocento che avviene la confusione, che avviene la combinazione, il pasticcio. Bene. Un nostro grande costituzionalista, forse il più grande costituzionalista post bellico, è padre costituente, commentando la nostra, è una cosa anche che ricordo spesso, forse l'ho già detta in pubblico, ma è una cosa straordinaria che normalmente non viene ricordata, commentando la nostra Costituzione, Costantino Mortati, tra l'altro nell'opera più importante di commento della Costituzione italiana, quella che c'è in tutte le biblioteche, cioè il commentario della Costituzione italiana fatto da Giuseppe Branca, dice che nella nostra Costituzione c'è un contrasto insanabile tra principio fondamentale della sovranità del popolo e ordinamento della Repubblica, che è sovranità del Parlamento. Cioè c'è una contraddizione di fondo. E allora la struttura, l'ordinamento è della sovranità del Parlamento, la facciata è quella della sovranità popolare. Quindi una struttura oligarchica e una facciata democratica. Bene, concludo. Il discorso non è concluso, ma insomma mi sembra che ci sono elementi su cui si può continuare a ragionare e non si può pretendere di tutto una volta. La conclusione è questa. E mi aggancio al tema del centralismo, del federalismo interno. Io salverei ancora l'uso di questa sottolineatura come interno, e se non ho capito male l'intervento del Presidente Melis, però assumendola nel senso in cui la usa il Presidente Melis. Cioè normalmente la distinzione tra interno e esterno è interno allo Stato e esterno allo Stato. Mentre invece, mi corregga Presidente, lei lo usa il federalismo interno come interno alla regione. Interno alla regione, perfetto. Io sono convinto che in questo momento storico la vera partita del federalismo la si gioca nella dimensione regionale e non ci può essere ottriata
o ce la guadagniamo noi qui in Sardegna e poi avremo la capacità intellettuale, la giustificazione, la legittimazione morale e istituzionale per esportarla come un virus benefico, oppure non è possibile. Quindi io sono convinto che la partita del federalismo, che non ha confini, perché il federalismo col meccanismo societario è augescens, è crescente, ha bisogno di crescere, non è egoista, si rafforza nell'apertura. Allora, questo meccanismo però la partita si gioca qui nella regione. E allora, visto anche che il problema è interno regionale, questo significa anche modificare drasticamente la vecchia querelle Stato-Regione. Noi abbiamo in qualche modo trasformato questa querelle in una querelle un po' piagnona, un po' rivendicativa di cose. Dobbiamo rivendicare e giocare, ma svolgere un ruolo. E questo ruolo, allora, il sardismo potrà riproporsi come un progetto per l'Italia e per l'Europa. E ricordo che il 2002 sarà un anno importante perché per la definizione del governo europeo, e io sono convinto che se la regione sarda, unica regione italiana che ha proposto un'assemblea costituente, e purtroppo ci sono sardi che sparano sull'assemblea costituente proposta, volontà dell'istituzionale regione sarda, e quindi con la contraddizione di essere federalisti e in Parlamento di opporsi alla volontà della regione sarda. Bene, allora se noi sapremo svolgere nell'assemblea costituente questo ruolo, credo che avremo la possibilità di diventare un focus alternativo a quello diciamo sedicente nordico, egoista, decentralista, e creare un focus invece sardo, un focus veramente federalista, costruttore di unità e proiettato verso l'Europa e oltre l'Europa. Grazie per l'attenzione.